Questa volta rispetto al solito mi sono equipaggiato. Sarà abbastanza impegnativo per me che sono fuori allenamento. Comunque adesso vediamo. Parcheggiato l'auto qua al passo di Cimadaune, fronte albergo. Eccolo qui. E giusto per intenderci, questo qua è il parcheggio. Perfetto, andiamo di qua. Ed ecco la mia destinazione, il rifugio del Piazza. Ho qualche perplessità di piegare 2 ore e mezza, per quello sono partito molto presto. Sono praticamente le 7:30 adesso del mattino. Vediamo a che ora arriverò. Ok, quindi strada 801 e via. E ora si sale. Anche se non sono convinto, ho preso la strada quella un po' più tortuosa. Boh, speriamo bene, va. Altro bivio. E ovviamente sempre in alto. Ovviamente non so quanto si riesca a vedere. Sono già morto. A posto. A questo punto mi concederò una sosta. Mi sarà sempre su di là, sempre in alto. E tanto sono in buona compagnia. Sono un po' di mucche al pascolo. Tanto vediamo se si intravede qualcosa. Allora, in 40 minuti ho fatto 2 chilometri. Non male. Adesso si riparte. Tento di leggerlo prima con il fiatone. Su questo sentiero, nell'estate del 1944, passarono in 1000 partigiani della Brigata Garibaldi, Antonio Gramsci, diretti al piano dove, con 160 azioni militari, colpirono duramente l'occupazione nazista. Intanto questa è la mia faccia di morte. Credo di essere neanche un terzo del percorso. Come dice questa rana, è tempo di riposare e guardare il paesaggio. Penso che mi fermerò almeno 10 minuti. Non vuol dire una fesseria, ma io devo arrivare proprio lassù. Tra poco dovrei uscire dal bosco. Speriamo. Sì, dai. Credo che stia finendo il bosco. Inizia ad aprirsi finalmente, ma il bosco non è ancora finito, comunque ce n'è ancora
un po' di paesaggi che non guasta mai. E come avete visto c'è ancora il bosco. Finalmente fuori dal bosco. Penso di essere più o meno a metà strada comunque. Andiamo. E comunque dai, sempre più vicino. Altro giro di paesaggi, che poi sempre quello di prima, con una prospettiva nuova però. Adesso un po' di acqua e continuiamo. Speravo che la strada restasse piana, ahimè, devono ancora andare su. Sì. Sempre più in alto. Guarda però. Figata. Ho deviato leggermente dal sentiero, però vabbè, penso che ne sia valsa la pena. No, non vado fino in alto. Devo andare ancora più in alto comunque. Tornato finalmente su una strada sterrata. Devo stare anche attento ai ciclisti che fanno mountain bike, che vengono giù spediti. Onestamente non sono allenato, però grazie ai bastoncini da Not Walking sì, sono stanco, ma non così stanco. Anche perché lo scopo è oltre arrivare al rifugio della piazza, ma non è anche su una cima, se ci arrivo. Alla prossima. E l'incubo continuo, sempre più in alto, mai piana, via qua. Ho messo la corda adesso. Vai, figata. E sono sempre più vicino. Era potuto andare dritto. Ho fatto il giro più lungo. Vabbè, pazienza, alla prossima. No, come non detto, non andavi da nessuna parte. Dovevi superare comunque la montagna. Qualcosa mi dice che non manca tanto, ma poi magari sbaglio. Dai, non dovrà mancare tanto. È la quinta volta che lo dico. Ed eccolo che inizia a vedersi decisamente bene. Dai, ancora un po' di fatica. In realtà vorrei andare sullo sperone, quello che se ne è in alto. Vediamo, dai, è arrivato. Rifugio dal piazza, 1199 metri. Adesso muoio.